puntata di Lo Sapevo, in sfida 2 Pro Loco, che poi ci racconteranno anche della loro storia e delle loro iniziative. Partiamo subito da una Pro Loco tutta al femminile questa sera qui in studio, che è la Pro Loco di Butrio, cappatinata da Nadia. Benvenuti! E anche di là ci sono parecchie donne e il capitano, è una capitana donna, la Pro Loco di Gemona con Erika. Buonasera. Bentornati in presenza, tutti green passati come diciamo ogni volta, green passato anche il nostro filologico di fiducia Enrico Radivo, eccolo. Buonasera a tutti, ciao, buonasera. Più cattivo che mai, ve lo dico, insomma le altre puntate è stato piuttosto cattivello. No, non è vero, non ma è vero. anche Alexis serena devo dire, quindi menti sapendo di mentire. Io sono stato il più buono, infatti stavolta sono stato, non so perché sto parlando in italiano, ritorniamo al nostro Marilenghe, non sai perché, che la diversa in stas così buona che sviazza, sei sta triste, sei sta triste. Allora, ci sono 2 proverbi che ha preparato e poi le 40 parole in friulano. Sapete che quest'anno abbiamo ampliato i giochi in friulano proprio per vedere se dei Pro Loco hanno studiato, se sono sempre più, hanno sempre più dimestichezza con la lingua friulana. Nadia, tu come sei? Abbastanza bene. Abbastanza bene. Tu Erika? Abbastanza. Abbastanza. Mi faccio aiutare. Ti fai aiutare, bene. Ma Butrio allucina che la memoria storica, sì. Tra l'altro, possiamo dirlo, questa anteprima, pensa che è maestra, comunque poteva essere maestra, no? Di friulano. Nel cassetto, che cos'è? Dove è il microfono? Hai perso già il microfono? Ah, ecco. Che cos'è nel cassetto, Lucina? Nel cassetto c'è il diploma di maestra di friulano. Un applauso a Lucina. Maestra di friulano. Per l'amor di Dio che dopo o sbagli No, ma insomma, sicuramente... Podim però che ha l'occasione per ricordare che la filologica organizza anche quest'anno, nonostante pandemia, Covid, eccetera, eccetera, i corsi di lingua e culture furlane dai paesi hanno già partito un grum a Romans, Sottudin, hanno già partito i corsi, quindi per cui che la voglia di seguire i corsi furlani, la filologica io organizza in presenza anche quest'anno, quindi... Per cui che la voglia di seguire la strada di Lucina, la filologica è in chimo presente. Benissimo, invece partiamo subito con i nostri quiz. Le pulsantiere dei nostri concorrenti sono i loro cellulari, proprio per motivi igienici quest'anno abbiamo deciso così, quindi partiamo con il nostro cubo virtuale, andiamo a vedere il primo argomento della serata. Territorio, qui avete 15 secondi e... massimo di 5 punti in palio. Cella, Vico, Andrazza sono località di quale comune montano? Ampezzo, Forno di Sotto, Nemonzo o Forno di Sopra? Gemona ha risposto, no, tutti hanno risposto in maniera sbagliata perché Forni di Sopra era Divo, ci spiega a che altezza si trova. Sì, all'era proprio forse di Zore. Lucina ha detto che aveva studiato tutti i paesi da Artine, ma mi sa che non ha studiato a Vonde. A Mitirina la sua verde sentia che si lavora in forno. Male, molto male allora. Forse di Zore, quindi se tu sei a lavorare lì, tu dovresti sapere che in Italia c'è un comune diffuso, quindi il paese Forni di Sopra non esiste. Alle formare nome da che 3 frazioni lì. Il centro, il municipio è a Vico e poi le 2 frazioni, sint al cur das Dolomiti Furlanes, in che sono i chiamati i forni savorniani, perché in questi 2 paesi, Fordisotto e Fordisore, che erano stati ceduti dal patriarca ai cons di Savornian e quindi hanno mantenuto in Comò che domacchi. La frazione erano quindi a Fordisore. Ragazzi, non togliamo punti, quindi comunque siete ancora 0-0, bene, tranquilli. Bene così. Andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. 0-0, Butrio e Gemona. Cultura, 30 secondi e 10 punti in palio. In che occasione, secondo una famosissima villotta, la mamma piangerà in un angolo il giorno delle nozze, la mattina presto, al momento di emigrare al funerale? Questa è una domanda proprio di cultura che Gemona riesce a rispondere in maniera esatta. Bene. Allora, questa ti sei lanciata o lo sapevi?
L'ho sentita. L'hai sentita? Mi ha ispirato. Le prime sensazioni, no? È così. Dio si piange sempre, no? Il giorno del no. Non so, io non sono sposata, quindi non ho pianto in quell'occasione, cioè non so. Lucina, tu hai pianto mentre... Ma forse meglio Non dirlo, non lo diciamo, Lucina. Non vuole no comment di Lucina. Allora andiamo avanti, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Intanto Gemona conquista i primi 9 punti, perché sapete che i quiz della cultura hanno un maggior punteggio ma anche più tempo appunto per pensarci. Andiamo avanti, scopriamo il prossimo cubo virtuale. Territorio! In che anno è stata costruita la fornace di Solimbergo? 2005, 1922, 1985, 1940? Butrio dice 1922, non è corretto, quindi Gemona ha la possibilità di rispondere, dice 1940 ed è la data corretta. Altri 4 punti conquistati da Gemona, qui ti sei lanciato, altre sensazioni anche qui? Suggerimento corretto. Ah, vedi, qualche uomo o Uomo. il signore in fondo, bravo. Il ragazzo, l'uomo, il ragazzo? Giovane. Andiamo avanti perché Gemona ha conquistato altri punti, quindi sono a 13 punti, Butrio ancora a 0, ma insomma siamo all'inizio, poi c'è il gioco in Friulano, ci sono i proverbi. Andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Sport, la Triestina. Nacque nel 1918-19 dalla fusione del Trieste con quale altra squadra della zona? Ponziana, Umago, Sistiano, Basovizza. Qui per chi è... non è Sistiana. No. E nemmeno Basovizza, ma è Ponziana. Non siete sportivi. Poco sportivi, magari anche la zona, non bazzicate quelle zone. Sì, esatto. Non, vabbè. Cioè io sì, però di sport non so niente, quindi... Va bene, dai, andiamo avanti, vediamo se arriva la prima risposta di Butrio. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. 13 punti Gemona, 0 Butrio. Territorio, andiamo a Fagagna. A chi è dedicata la chiesetta del castello di Fagagna? San Giacomo, San Michele, San Leonardo, Sant'Antonio? Grande. Ed è proprio San Michele, bravi! Grande. Bravi? Perché... Suggerimento femminile. Femminile, ma Sì. è una squadra Equilibrata. equilibrata. Ragazze, non perdetevi d'animo perché insomma siamo all'inizio, siamo solo all'inizio e adesso voi avete la possibilità di rispondere al primo proverbio della serata. Quindi siamo pronti per lanciare il primo proverbio che leggerà in maniera esatta il nostro Enrico Radivo. Comparirà in grafica, quindi leggi quello che compare in grafica. Va bene, che non sia Alexis. l'altro. Vediamo. Allora, il primo proverbio che os proponemos not, alle che sta qui, che il calfas sulla chiase in place, la fas o ma se alte o ma se basse. Come simpius domandin non il significato, non la traduzione letterale dal proverbio, ma il significato, quindi c'è che vuol dire che è il proverbio qui. Nadia, hai un po' di tempo, è il tempo della pubblicità per consultarti con tutta la tua squadra, per cercare di capire naturalmente quello che potrebbe essere il significato e poi dopo la pubblicità daremo a Butrio la possibilità di rispondere. Se la Proloquo di Butrio non darà la risposta corretta secondo il nostro Radivo, la possibilità di risposta va alla Proloquo di Gemona. Quindi a tra poco, lo sapevo, ci rivediamo. Eccoci qui di nuovo
assieme a Lo Sapevo ci siamo lasciati con un proverbio, il primo proverbio in friulano che la Proloco di Butrio dovrà cercare di rispondere in maniera esatta per conquistare i primi 5 punti in palio, perché il proverbio vale 5 punti. Se la Proloco di Butrio sbaglierà daremo la parola a Gemona. Ma rivediamo il proverbio con il nostro Enrico Radivo. Torniamo io del proverbio, che sta qui, arriva in gratuito comò. Quel che al fas su la chiesa in place, la fas o ma se alte o ma se basse. Allora, Torni a ripeti, che non domandino la traduzione letterale dal proverbio, ma il significato che sta da ora, che è detto. Nadia, ti sei consultata con Lucina, con tutte le altre ragazze di Butrio, che cosa ci dici? Secondo noi chi si espone è soggetto a critiche. La risposta è corretta, la risposta è giusta. Complimenti. Quindi, al poter anche se io dude come quel che fas al sempre criticato, o da che te bande, qui che non fas nulla non venirà mai criticato. Proverbio sicuramente sempre un grum valid, attualissimo, soprattutto per i nostri concorrenti che lavorano in tas prolocos, che sanno benissimo che quando si danno da fare, spesso ricevono critiche che fanno in un muto in che lati, quindi la risposta è corretta e complimenti. Brava Nadia e brave le ragazze di Butrio, perché finalmente conquistate i primi 5 punti siete più tranquille adesso. Brave, andiamo avanti con i nostri quiz, quindi pronte con le pulsantiere, andiamo a vedere il nostro cubo virtuale, quindi 5 punti alla Proloco di Butrio, tra poco vedremo anche la situazione di Gemona, non mi ricordo, probabilmente erano 3, 17, Gemona 17, bene. Corretto? Sì. Sì, perché aveva conquistato anche sul quiz di cultura, che vale di più, Butrio 5, però voglio dire c'è un altro proverbio, ci sono i giochi in friulano, quindi andiamo avanti, vediamo il prossimo quiz, cubo virtuale. Di chi sono opera gli affreschi della chiesa parrocchiale di Paolaro? Giambattista Bassi, Francesco Pelizzotti, Antonio Schiavi, Nicola Grassi. Avete ancora 8 secondi per pensarci. Non è Giovanbattista Bassi. Butrio non ci prova. Ci provo, ma... Ed è corretto! Bene. La storica dell'arte friulana ce l'ho fatta. Antonio Schiavi, lo conferma Enrico? Sì, alle proprio Antonio Schiavi, fradi di Domenico Schiavi, che ha progettato l'architettura da Glese di Paular e anche dal Duomo di Tumiec. Stinta Baian fin dal 700 ovviamente, artista della scuola del Tiepolo, quindi i tipici affrescos dal periodo e quando è un grum della nostra regione. Glese di Paular, la parrocchiale dedicata a San Vito Modesto e Crescenzia, che usa in video ovviamente alla visita, anche perché Paular è in taval più belle dal Friul, quindi se assolutamente vi dà la io di Paular e la sua iglesia. Bravo Enrico e brave le ragazze, ci hai provato così? No, sono storica dell'arte. Però diciamo che l'emozione ha giocato un po' a favore. Però comunque è andata molto bene, dai. Bene, bene, ok. E allora siamo più tranquille adesso, no? Dopo... Sì. Noi meno, Per quanto si Noi possa un essere pochino tranquilli. meno. Allora, vediamo la situazione. Gemona 17, Butrio 7, vedo bene? Sì. Sì. Boh. Allora, andiamo avanti e scopriamo il prossimo cubo virtuale. Quanti sono i campi di paddle in regione? 7, 11, 31, 2. 7. Chi è che li ha contati tutti? Chi è che li ha contati tutti? Beh, lo sportivo. Lo sportivo, ci ha un po' pensato. Sì, ci ha pensato. Sono davvero 11, perché è una nuova moda, no? Sicuramente Sì. anche Enrico saprà. Di Sì, non questa nuova moda. Non sei sì, sportivo, però. no, sei relativamente sportivo, non hai mai praticato il paddle, sai che è una roba che sta a pampite, quindi sicuramente a merito di vedere il campo, sanno di qualche dunque che va a fare, anche che nu sport.
Bene, andiamo avanti, non eri convintissimo, comunque dai, andiamo avanti, vediamo il prossimo, qui 20 punti, Gemona, Butrio 7, vediamo il prossimo cubo virtuale. Avete capito che Radico non è sportivo. Cultura, più tempo e più punti in palio. Il nobile friulano Strassoldo nel 1571 fu comandante di galera. In quale storico scontro navale? Battaglia di Puzzola, assedio di Rodi, battaglia di Lepanto, battaglia di Tsushima. Lepanto. Vedi che qui c'è la mano di Lucina? In realtà tutte e due. Col microfono, Lucina, ricordati del microfono. Che cosa hai pensato? La data. Tutte e due. Stesso pensiero. Brave, brave. Vediamo adesso com'è la vostra situazione. Sono 20 punti per Gemona del Friuli e Butrio 15, quindi piano piano si avvicinano. Sì. Anche noi l'avevamo azzeccata però sono state più veloci. leggermente. Capita sempre così. Allora andiamo avanti e vediamo il prossimo cubo virtuale. Territorio. L'artista Luciano Lunazzi, noto e più per aver interpretato gli sketch di Tacosi, dove era originario di Udine, di Porto Recanati, di Ovaro, di Tarvisio. No. Di Ovaro! Molto su. Perché ridi? Io ero convinta C. Eri convinta Io ero tu? convinta C, poi mi hanno detto Tarvisio. E ho detto no, ho schiacciato C. Hai avuto ragione tu, vedi Sì, che, so chi è, che delle però volte non mi- avere più fiducia in se stessi Vero? ti premia. Bene, quindi andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, ma prima la situazione che vede in vantaggio sempre Gemona, 23 punti, Butrio 15, ma vi ricordo che appunto c'è un altro proverbio e altri quiz e il gioco friulano. Andiamo a scoprire il prossimo quiz. Cultura, più tempo e più punti in palio. Il rosso come sfondo nella bandiera del Friuli è segno di pace, vittoria, guerra, sete. Sì, è la C. Enrico, ci racconti tu perché? Sì, allora, alle Simpistacca, solitamente chiunque, principe, piuttosto che il patriarca o qui che aveva in guerra, aveva una bandiera di guerra che quasi sempre aveva un sfondo rosso. Che dal nostro patriarca non era in realtà la foto che io devo anche la grafica di prima, quindi la nostra bellissime aquile dal Friul, che la bandiera normale a sfondo azzurro su sfondo rosso. La bandiera di guerra era su sfondo rosso, ma aveva la mitra, quindi il chiappello dal patriarca e i due pastorai incrociati, e che lì era la bandiera di guerra. Dagli ultimi giorni però alle venuto fuori appunto, siamo tutti insieme queste due robe, da sfondo rosso da bandiera di guerra e da nostre bellissime aquile dal Friuli, e quindi è nasciuta di queste leggende popolari che io la bandiera di guerra come che rosse con l'aquile dal Friuli, che in realtà storicamente non è esistita. Bravo Enrico, a Butrio non ve lo ricordavate? Non vi è... Sono stati bravi i ragazzi di Gemona e adesso vedete che ho delle buste perché è arrivato il momento della sigla tra due lingue. Vediamo prima il punteggio, 33 punti. Tra due lingue è arrivato il gioco in friulano e chi è in svantaggio ha la possibilità di scegliere la busta, la prima, la 1 o la 2? 2. 2. Sei sicura? No, la tengo io, dove vai? Ok. Scusate. È facile venire a prenderla, no? Devo leggere io le parole. Ok. Allora, Grazie. tu preferiresti dal friulano all'italiano o dall'italiano al friulano? Dal friulano all'italiano, dai. Speriamo. Ed è dal friulano all'italiano. Bene. In tal bosco, caro il nostro Radivo, e qua è difficilissimo per me, quindi se sbaglio Certo, intervieni. sei chi ha queste. Ecco, appunto. Sapete anche ricordare una roba prima, siccome dopo che giochi non scrivi sempre
a mia, che ha filologos, in filologiche, ma io la parola la dico in un attimo, ma si poteva dire così, ma non lo dico in là. Quindi il gioco è basato sul furlan standardizzato, quindi sulla parole che sono sul dizionario. Sì. Quindi, che lo vince in piffata, al vale ovviamente anche osnota, la riuste per precisare ai tutti i nostri telespettatori che il gioco funziona così, quindi sul furlan da dizionario. Prego. Bene. Andiamo Nadia con la prima parola, è un minuto di tempo, se sbagli si riparte. Ramacci. Vamo. Radice. Radice. Stec. Stecco. Muscli. Muschio. Squarce. Corteccia. Patch. Scusa, patch. Pino. No. Ramacci. Ramo. Radice. Radice. Stec. Stecco. Muscli. Muschio. Squarce. Corteccia. Patch. Abete. Pece. Abete era giusto. Ma non l'ha detto lei però. Abete. Ramacci. Ramo. Radice. Radice. Stec. Stecco. Muscli. Muschio. Squarce. Corteccia. Patch. Abete. Roll. Quercia. Ayer. Tempo scaduto. Fino a roll quercia, quindi diciamo 7 su 10. Ayer acero. Ayer era l'acero, sì, dopo avevi la sciocchie, che volevi io diciamo che infatti, meno male che non sono che era arrivata la talta, il ceppo di legno dopo che si è tagliato, e l'ultima parola era Bedoi. il bedoi e la betulla. Va bene, 7 su 10, 7 punti conquistati da Butrio, non male, dai. Ok? E adesso voi tocca la busta numero 1 e quindi... mi faccio suggerire. E quindi dall'italiano al friulano? Provin. E quindi la frutta! Vi tocca la frutta? Siete alla frutta? Siamo con la frutta. Siamo anche alla frutta, però... In italiano, quindi partiamo con la prima parola in italiano che è la mela. Miluc. Limone. Limon. Noce. Nole. Mela. Miluc. Limone. Limon. Noce. Cocule. Nocciola. Nole. Pesca. Piercing. Arancia. Naran. Albicocca. Armelin. Mirtillo. Cirinicule. Melagrana. Mela. Miluc. Limone. Limon. Noce. Cocule. Nocciola. Nole. Pesca. Armelin. Arancia. Naran. Albicocca. Prima Armelin. Niente, tempo scaduto. Arancia era un'arancia, albicocca, armelin, mirtillo, cernicule. Cernicule, la cernicule, sì, Boh, l'aveva detto. l'ha detto, melagrana, Che era difficile, il miluc ingranato. Ah, è vero. e poi dattero. Che è il datul. Datul. Quindi 8 su 10. Dai, non male. Quindi 8 Gemona e 7 punti conquistati da Butrio. Se la regia mi propone la grafica del punteggio, così prima della pubblicità vediamo la situazione. Gemona 41 e Butrio 22. Wow. Ma adesso ci sono altri quiz, ci sarà un altro proverbio e ci saranno altre parole in friulano. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi torniamo. Tra poco, lo sapevo.
pronti con i quiz, con le nostre Proloco in studio, la Proloco di Butrio e la Proloco di Gemona che si sfidano questa sera. In questo momento è la Proloco di Gemona in vantaggio dopo il gioco in friulano, dopo il proverbio e diversi quiz che sono riuscite a rispondere in maniera esatta, ma insomma siete partite subito bene, ma Butrio ha sempre, partono piano piano, poi... ma sono forti. Sono forti, sì. Allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi pronti con le vostre pulsantiere, con i vostri cellulari e andiamo. Cultura, più punti in palio, più tempo per pensarci. Qual è il vero nome del rapper friulano DJ Tubet? Pietro Tubet, Mauro Tubetti, Alessandro Leotti o Antonio Tubel? DJ Tubet. Brave! Le ragazze. 9 punti conquistati da Butrio, lo sapevi? Le ragazze. Le ragazze giovani, le ragazze giovani. Tu, Lucina, non lo sapevi? No. Va bene, allora, Gemona 41 e Butrio 31, quindi si avvicina sempre più. Allora, andiamo avanti con i prossimi quiz. Enogastronomia. È un pestato tipico di Timau per valorizzare il lardo. Come si chiama? Varakara, Amshuk Shebelwerfer. Meno male che ha risposto subito. Adesso mi leggi tu le altre, Enrico? Tishbon e Kuduro. Va bene, mi racconti un po' di allora, questa... Allora sì, partendo dalla risposta C, che Tishbon ha il nome Tamau per Tamavesh, quindi siamo in comune di Paluce, Tamau è che spiccio il paese, per cui non lo conosco, a Tabain una loro lingua, che è una lingua filo-tedesche, e dall'orlengaccio appunto Timau si chiama Tishbon, che era la risposta C. Alla sua facciamo anche questo buonissimo prodotto che è la Varakara, che è praticamente dall'ardiel fatta molto di creme con anche un tic di panzette, che tu lo puoi mettere tranquillamente su un buon tocco di pan neri, chialt, così che questo ardiello un po' si disfe. Sicuramente non è una roba dietetiche, però devi pensare che questi alimenti nascevano anche da diete, nessuno pensava, anzi aveva di essere aldi energetici da portarsi sul lavoro, al bosco, e quindi era un prodotto di questo tipo. Un prodotto similare alla zona di Malborghet, che è quel da Sassaka, che è sempre un ardiel pestate, e lì fatto un po' fermentare, però la base è sempre la stessa, quindi che non fa pensare che è anche un po' di vieni dal mondo tedesco, germanico, siccome le due comunità sono un gruppo similare. Chi è che lo sapeva di voi? La ragazza là dietro. Voi invece non eravate convinte, non sapevate? No, era troppo lunga il microfono, Lucina, non si ricorda perché non lo tiene in mano, ma adesso lo tiene. Pensavo al tedesco, perché quello lì mi ricorda più lo slavo, il sì, tu polacco. Stavi pensando un po', ragionando sulle risposte. Ecco, il polacco mi ricorda qual è. Invece, però... sì. Vabbè, niente, non eri al corrente di questa prelibatezza. Andiamo avanti, Gemona, quindi 45 punti, Butrio rimane in svantaggio. Territorio, andiamo a Cividale del Friuli. In piazza Paolo Diacono, sulla sommità della fontana, è posta una statua. Chi rappresenta? Venere, Maria Maddalena, Diana Cacciatrice, Giunone. Ed è la C, Diana Cacciatrice. Butrio risponde in maniera esatta. Bene, quindi Butrio conquista qualche punto e adesso Butrio 35, Gemona 45, sempre 10 punti di distacco. Avete. Allora andiamo avanti e scopriamo il nostro cubo virtuale. Che argomento ci porta? Cultura. Il 5 settembre 1921 moriva Giacomo Bonucci. Con quale nome era più conosciuto? Giacomo Giannotti, Giacomo Poretti, Jacob dai Zeis, Giovanni Sto. Butrio ha dato subito la risposta.
perché Lucina su queste cose non sbaglia mai e conquistano addirittura 10 punti se non sbaglio, quindi arriva ad una parità in questo momento. Butrio 45, Gemona 45. Ma andiamo avanti perché non finisce qui, andiamo a vedere il prossimo quiz. Enogastronomia. Qual è il piatto tipico di San Martino nel Friuli Orientale? Caponata, anatra, maiale, friccò. È l'anatra! Butrio vi ha sorpreso, perché vedete che adesso Butrio ha 49 punti e Gemona 45 e quindi è arrivato il momento del secondo proverbio e daremo la possibilità dopo la pubblicità alla Proloco di Gemona di rispondere per prima perché sono in svantaggio. Allora andiamo a vedere il proverbio, lo vediamo in grafica, lo leggerà il nostro Enrico Radivo, vediamo. Ve lo leggerò, uso il learai tamè varietà, non in furlan standardizzato come tale scritto. Il secondo proverbio che proponin è dutes las roges avan in fein. Ecco, quindi noi vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio. Naturalmente vi aiutate con la traduzione in italiano, ma vogliamo capire qual è alla fine il significato vero. Ci proviamo. Quindi avete la possibilità di pensarci un attimino durante la pubblicità, ci penserà anche Butrio nel caso Gemona sbagliasse, a Butrio la possibilità di rispondere. Quindi andiamo subito in pubblicità, poi ritorneremo a Lo Sapevo! Guardate che bello, Enrico Radivo inquadrato per primo, perché? Perché lui non vede l'ora di sentire la risposta al secondo proverbio in friulano di questa sera. La Proloco di Gemona con Erika sono state tutto il tempo della pubblicità a pensarci, a capire quella che potrebbe essere la soluzione. Anche la Proloco di Butrio, però, insomma, diamo subito la possibilità a chi è in svantaggio. Torniamo a ripetere il proverbio prima. Sì, anche per i nostri amici a chiesa. Sì. Il secondo proverbio che proponevi era Tutes las roges avan in fein. O in furlan standardizzato, Dutis lis rosis avan in fein. Standardizzato, sì. No? Vabbè. Però in varietà chiarniele le più belle sicuramente. Okay, Dutes las roges avan in fein. Allora, in standardizzato, sì, che per voi è più facile, sì. Che cosa significa? Cosa si intende dire con questo proverbio, Erika? Secondo noi... consultandoci più volte. Più volte, avete avuto 2 minuti. Vabbè. Che tipo tutte le cose belle, ad esempio la bellezza, prima o poi svaniscono o finiscono. E la risposta in questo caso è perfetta, è esatta. Ecco, 5 punti conquistati dalla Proloco di Gemona. Bene. Quindi... io in questo momento, ecco, quindi volevo vedere un attimino la situazione. Gemona del Friuli 50, Butrio 49, quindi per un punto Butrio in svantaggio e ha la possibilità di scegliere la busta. La busta numero 3 adesso. O la 4? 4. Perché 4? Perché mi piace il 4. Va bene. E vorresti dall'italiano friulano o dal friulano all'italiano? Quello che c'è. C'è che lei, insomma. Allora, abbiamo una sigla. Abbiamo una sigla, giustamente abbiamo una sigla. Tra 2 lingue la sigla abbiamo. Scusate, No, ma io lo faccio apposta per vedere se la regia è attenta, no? Enrico, visto che soddisfazione che mi dà sta regia con Francesco Snidero, che è così bravo, che mi ricorda della sigla. La busta numero 4 è dal friulano all'italiano le parole che iniziano con la C. Ok. Quindi partiamo con la prima, che è Clout. Chiodo. Claf. Chiave. Cogume.
Cogume. Cogume. Cogume. Caffettiera. Comedon. Gomito. Cassettin. Cassetto. Quar. Corpo. Come? Puoi ripetere? Quar. Corno. Cavoce. 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 Zucca. Clostri. Serratura. Chiavistello. Però la prima parola. Clout. Chiodo. Claf. Chiave. Cogume. Caffettiera. Comedon. Gomito. Cassettin. Cassetto. Quar. Corno. Cavoce. Cavoce. Zucca. Cavoce. Clostri. Chiavistello. Cabala. Kabbalah. Kabbalah. Oh. Io sbaglio Se sbagli si accende, Beh, comunque ma non hanno dato la risposta. Anche perché pensi che all'era impossibile sapere che vuol dire Kabbalah. Cosa vuol dire Kabbalah? Vuol dire filosofare, fantasticare. Sì, proprio come fai tu. Poi l'ultima parola era La coppasse, che è la tartaruga. la taruga. Ma deve mettere una incasinata. Quindi metti in una mezzo. difficile tal mies Kabbalah, ma comunque diciamo il giù al covente antiachesh per imparare per aules noves, quindi da voi sapete tutti che Kabbalah vuol dire filosofare, fantasticare, giocare con la fantasia. 8 punti per Buttrio, adesso vediamo che cosa succede con la Proloco di Gemona e poi parleremo un po' delle vostre iniziative, della storia della Proloco, di quello che state pensando per quanto riguarda i progetti futuri. Intanto per la nostra Proloco di Gemona proponiamo le parole in italiano dedicate ai segni zodiacali. Ah, benissimo! Partiamo con il minuto di tempo e il primo segno zodiacale che è Ariete. Roc, Toro. Taur, Gemelli. Gimui, Leone. Leon, Bilancia. Belance, Scorpione. Scorpion, Ariete. Roc, Toro. Taur, Gemelli. Gimui, Leone. Leon. Bilancia. Balance, Scorpione. Scorpion, Acquario. Acquario. Acquari, Cancro. Cancro, Ariete. Roc, Toro. Taur, Gemelli. Gimui, Leone. Leon. Bilancia. Bilance, Scorpione. Scorpion, Acquario. Acquari, Cancro. Tempo scaduto. non so. Allora il Giambar. Ah, Giamba. Il Giambar. Del quale potete pensarci da sagre, dal Giambar, di Damar. Poi Dopo c'era avevi pesci, che lo sapete, pes. e Sagittario. Sagittari. Quindi alle nome che il cancro, che è il Giambar, un po' per portaus a impegnaus un tic di più. Comunque, Brash. Quindi si sono fermati sull'Acquario, 7 sì, parole. 7 punti hanno fatto, quindi sì. 7. Allora, in attesa di capire se la regia fa dei calcoli, mi dice se c'è un momento in cui dobbiamo andare alle parole spareggio, se c'è un vincitore, c'è un momento di Parità. Pareggio. Cioè siete fortissime. Ma noi abbiamo preparato, cari amici telespettatori, Però le Alexis, domande non prenderò prima da spareggio, si intince che certo, sì, perché dobbiamo creare la suspense, sì, no? sì. Partiamo dalla nostra Proloco di Buttrio con tutte le vostre iniziative, quello che state progettando. Sì, praticamente il 4 di dicembre appunto avremo la presentazione, quindi stasera la presentazione della guida Vini Buoni d'Italia. E abbiamo in progetto per il Natale, praticamente come è stato anche per l'anno scorso, l'accensione del cedro della parrocchiale il 7 di dicembre. E per l'occasione ci sarà anche un giro progettato su una cartina, su una mappa, di 47 presepi sparsi per tutto il territorio del paese.
Sì, e quindi praticamente difatti è arrivato l'invito nelle case per diciamo, contribuire a decorare il paese in occasione del Natale. Bello. Adesso attualmente abbiamo 84 volontari, il tesseramento è un po' bloccato per la faccenda della pandemia perché purtroppo... Però le iniziative sono andate molto bene, il 19 e il 20 di giugno abbiamo avuto la fiera regionale dei vini, il 13 di agosto abbiamo avuto Calici di Stelle, quindi sì, non ci lamentiamo. E poi siete tutte donne qua questa sera, ma sono più donne in Proloco? O diciamo allora, che siete voi più coraggiose? Lucina, tieni il microfono. Nel direttivo attualmente sì, siamo in poche donne, sono più uomini. Ah, però in televisione solo le donne. Ce lo mandate noi! Ci sono altre iniziative che voglio ricordare? Nei tempi d'oro, diciamo, se pensiamo pre-pandemia, per la fiera regionale dei vini lavoravano oltre 200 persone come volontari, 230 anche, ecco, nei tempi d'oro. Adesso ovviamente sì. Si è un po' tutto ridimensionato. Sì, anche l'allestimento della fiera è molto ridotto rispetto a... Beh, speriamo di tornare ai tempi d'oro, esatto. No? Questo è quello che ci auguriamo tutti e complimenti ai volontari e alle Proloco che lavorano per portare avanti anche le tradizioni del paese e insomma e anche quelle che sono le caratteristiche della Anche perché abbiamo la fiera più vecchia sicuramente del Friuli ma anche d'Italia. Del Friuli, d'Italia, giusto. Complimenti alla Proloco di Butrio! Combinano a Gemona del Friuli. Jessica ci racconta tutto, ma se il mio bravissimo regista riprendesse le scarpe di Jessica sarebbe già una questione eccezionale, perché sono delle scarpe tipiche di Gemona, no? Sicuramente Clint è un noto artista gemonese. No, bellissime, complimenti. Raccontaci un po' che cosa state progettando come Proloco. In questo momento siamo un attimino in sospeso, no, per tutta la questione legata alla pandemia rispetto agli eventi che solitamente organizziamo per le festività natalizie. Da noi c'è la festività di San Nicolò con la consegna dei regali ai bambini del paese che appunto viene organizzata dalla Proloco e anche la visita di San Nicolò negli asili e nelle scuole che porta dei doni. In questo momento siamo un attimino incerti ancora su come poter gestire in sicurezza questa ricorrenza, per cui ancora in sospeso, e poco dopo il 6 gennaio noi abbiamo l'Epifania del Tallero che è stata svolta anche lo scorso anno in una mini versione solamente con la messa e con la presenza del capitano del popolo per le questioni appunto dovute alle restrizioni. Solitamente era un evento che coinvolgeva diversi gruppi storici e negli ultimi anni in maniera più attiva anche le borgate di Gemona. Siamo reduci dalla festa, la versione ridotta della festa del formaggio, della Grifieste, che è stata appunto a metà novembre, ed è stato un evento molto bello, nel rispetto ovviamente di tutti i limiti che ci sono stati imposti. Siamo riusciti comunque a coinvolgere diverse realtà locali, soprattutto la particolarità di quest'anno è stata proprio poter lavorare assieme a tutte le borgate del paese, coordinate dalla Proloco e ovviamente in collaborazione col Comune. In questo momento abbiamo iniziato a lavorare per la rievocazione storica che si svolge da noi la prima settimana di agosto, Tempus Est Iucundum. Che bella anche quella. Molto bella. Sì. Quest'anno vorremmo cercare di organizzare qualcosa di particolare, di speciale, perché cade il trentennale della manifestazione e quindi stiamo appunto lavorando per così valorizzare tutto quello che è stato fatto nel corso degli anni e proporre un evento insomma che dia risalto, ecco, certo, al vostro lavoro anche, a tutti i volontari che ci stanno dietro. Complimenti, bravi! Complimenti anche per la sfida di questa sera, la prima volta, almeno quest'anno, che arriviamo in un caso di parità, ma noi ci siamo preparati perché sapevamo che ci poteva essere questa possibilità, quindi abbiamo preparato delle domande spareggio dove solamente A e B avete come possibilità di risposta e un punto. Sì, serve la pulsantiera, chiedo scusa, ripristinate le pulsantiere, quindi diamo il tempo alla regia di ripristinare. Avete già tutta, avete la pulsantiera di prima? Connessa, siete connesse? Sì. Siete connesse? Bene. Quindi una domanda che vale un punto. La prima che darà la risposta esatta vince la puntata e va avanti. Quindi, andiamo
Andiamo a vedere la domanda spareggio. Poi ne abbiamo altre due in caso. In che anno iniziano ufficialmente le trasmissioni di Telefriuli? 1966, 1978? E vai! Scusate. Ha sbagliato Butrio e Gemona ha Io ero dato... ancora che guardavo. Però non so se possiamo darla giusta. Perché? L'ho beccata a caso. L'ha beccata, ma... Non sto scherzando. Poveri. Ed è giusta, sì, 1976. Quindi per un punto passa Gemona, perché voi avete dato la risposta sbagliata, quindi giustamente passano loro in automatico. Era il 1976. Avrei Hanno detto detto uguale remoto. anch'io. È andata così, ragazze. Siamo Per un contenti punto, lo stesso. capita così, ma c'è c'è ripescaggio. Per un po'. Sempre per un po', Lucina, ma come mai? Perché siete troppo fortunate in amore, è inutile, è così. Siete troppo fortunate in amore. Lei sì. Quanti anni sei sposata? 46, Hai tra 2 visto? giorni festeggiamo. Non puoi avere tutto dalla vita, no? Scusa, ma noi abbiamo Come? visto. Cosa vuol dire questo? Andiamo a vedere allora ufficialmente com'è andata questa puntata, quindi la proclamazione ufficiale del vincitore. Gemona 58, Butrio 57, va avanti Gemona del Friuli. Ma Butrio può farsi ripescare perché tra poco uscirà sulla pagina Facebook dello Sapevo le due foto, ma voi dovete cliccare mi piace sotto la foto della Proloco di Butrio. Quindi votate Butrio se volete ripescare queste ragazze fortunatissime in amore. Grazie per essere state in nostra compagnia. Grazie alla Proloco di Gemona. Grazie Enrico Radivo, Mandi. Mandi a Wattisch, grazie a tutti, Mandi. E un grazie alla mia regia capitanata da Francesco Sniddero, e poi c'è Simone Caramaschi e Chiara Miscoria. Grazie, grazie mille, alla prossima, ciao!